andiamo a osservare fondamentalmente che abbiamo il 24-25% di gente che va dai 25 ai 39, millennials, come anche un 20% di popolazione dai 40 ai 54. Pertanto è un mercato potenzialmente interessante per tutte le destinazioni turistiche. Loro, diciamo, fondamentalmente, questi sono i dati più importanti. C'è una popolazione relativamente giovane, a differenza da noi in Italia, ok? Con una struttura sociale dove, attenzione, ci sono più donne che maschi, ok? Non faccio commenti. Bene, con una situazione, diciamo, economica, in realtà, che hanno vissuto una crisi, come sappiamo, ma che la stanno in qualche maniera tirando, diciamo, ci sono in qualche maniera rimessi a posto. C'è però un problema: hanno una situazione, diciamo, politico-economica, diciamo, di criticità con noi, con la Unione Europea, e abbiamo visto anche questi risultati, e questo sta tenendo delle conseguenze sulle destinazioni che loro scelgono. Bene, qual è l'errore fondamentale che facciamo noi operatori turistici italiani quando ragioniamo della Russia? Che Mosca. Ok? Attenzione, perché non tutta la Russia è Mosca, ma c'è anche un fattore molto importante, che sono, come vedete qua, le principali, diciamo, grandi città in qualche maniera, dove i grandi flussi sono ovviamente da Mosca e da San Pietroburgo, ma dimentichiamo altre destinazioni, soprattutto tutte quelle che abbiamo su questo ambito, di gente che lavora nella mineria, nel gas, nel petrolio. Pertanto hanno una paccata di soldi, quelli ancora arrivano con i soldi in tasca, e hanno una caratteristica: fanno vacanze di 15 giorni e di 3 settimane, mentre che la gente di Mosca, che è abbastanza occidentale, la vacanza balneare fondamentalmente estiva, fanno una settimana a 10 giorni. Pertanto il mercato russo non è soltanto, se voglio entrare in quel mercato, non è soltanto un mercato concentrato in Roma, in San Pietroburgo e in Mosca. Fondamentalmente è da considerare l'utilizzo di internet molto diffuso, ma dopo vedremo le caratteristiche. Diciamo che sembrerebbe di no, però è un mercato abbastanza evoluto, ma che soprattutto ha cresciuto molto come evoluzione negli ultimi anni. Però attenzione, tanto internet, ma il loro internet, cioè Google, no way, loro hanno Yandex, Twitter, pochissimo, lavorano con il Moimir, hanno poco Facebook perché fondamentalmente utilizzano Contact e Odnoklassisnik, vabbè, ok, quello lì, sono incapace. Pertanto, se voglio lavorare in questo mercato, devo di utilizzare i canali che utilizzano loro, ok? Sì, tu fai così dicendo logico, vero? Sì o no? Non è così. Noi continuiamo a ragionare con la nostra testa. Bene, andiamo a ragionare su un fatto. Attenzione però che diciamo un mercato europeo che noi consideriamo come europeo, ma che in realtà ha comportamenti diversi, nel senso che viaggia meno della media generale in Europa, dove osserviamo fondamentalmente che nel 2018 su più di 140 milioni che loro sono, hanno viaggiato 44 milioni, ma soltanto un 16% hanno viaggiato esclusivamente per turismo, ovvero si muovono molto per affari, shopping, andare a vedere la famiglia, eccetera. Turismo ancora relativamente, ma qui stiamo parlando di volumi non indifferenti, molto meno. E dove stanno andando? Allora, fondamentalmente, e questa è la stessa logica nostra, le principali destinazioni sono le loro destinazioni, diciamo, domestiche interne, ok? Kazakistan, il Mar Nero, Crimea, il Mar Baltico, eccetera, si muovono molto all'interno del loro proprio paese. Non dimentichiamo, loro hanno, in Russia ci sono 15 compagnie aeree oltre Aeroflot, e sono prevalentemente compagnie aeree di voli domestici. Dimmi?
abbastanza. Cioè ci sono delle compagnie aeree dove quando ci andavo, entravo e mi facevo il segno della croce, perché non sai cosa succede. Però c'è molto movimento turistico, ma interno, Mar Nero, Baltico, eccetera, eccetera. E pertanto dobbiamo ragionare su questa logica. Ma dove andiamo? Dove vanno fondamentalmente? Vanno ovviamente in Europa, ma attenzione, soltanto il 50% dei viaggi per piacere di turismo, perché anche destinazione molto importante per loro è in crescita è l'Asia. Okay? Qui c'è anche un problema di visti, eccetera, che vedremo dopo. Bene, e dove vanno? La prima destinazione, Thailandia. Ok? La seconda, diciamo, Italia, la terza è Spagna, ma dopo, curiosamente, zona Dubai, Qatar, eccetera, eccetera. Seguito della Cina, Germania, hanno un comportamento che non rientra in quelli che sono i nostri canoni. È una destinazione, o meglio detto, un mercato che non puoi affrontare con la nostra logica e prospettiva. È un'altra roba, né meglio né peggio, si funziona in modo diverso. Bene. Ma curiosamente il principale mercato dove andare a pescare turisti non è più Mosca, è San Pietroburgo. Perché, secondo voi? Bravissima, mentre che a Mosca c'è più elite economica, San Pietroburgo c'è più elite, chiamiamolo così, culturale, eccetera, eccetera. Pertanto, questo è quello che succede fondamentalmente pensando nel nostro prodotto, d'accordo? Mentre che la Thailandia mi vanno tutti quelli che vi dicevo della Siberia, eccetera, ovviamente per motivi che si possono in qualche maniera, come dire, ragionare. Bene, ma però, come vedete, per ogni mercato, perché il nostro problema è che noi ragioniamo con Russia e mettiamo tutto dentro lo stesso pacchetto, in realtà abbiamo 4 mercati diversi. I turisti che partono, diciamo, area Mosca, dove Europa è il mercato più importante, dove, diciamo, le destinazioni sono Grecia, Italia, Bulgaria, Spagna e la Germania. Se andiamo a ragionare sull'ambito di San Pietroburgo, lì mi cambia, abbiamo ovviamente la vicinanza Finlandia, continuiamo con Grecia, Spagna, Germania, eccetera. Andiamo sull'ambito Urale, Siberia, eccetera. Beh, Europa, in questo caso concreto, già si riduce, non è il 70% di San Pietroburgo e il 50% dell'area Mosca, siamo al 32%. Cioè, hanno prodotti diversi o in qualche maniera domande turistiche differenziate. Dimmi? Anche la distanza ci gioca, però soprattutto il tipo di vacanza che fanno. Vuol dire, la gente di Mosca e San Pietroburgo viaggia di media 2-3 volte all'anno, quelli delle altre parti una volta all'anno, dedicano molti più giorni alla vacanza. Sai, lavorare nella miniera, eccetera, cioè, ti fa in qualche maniera avere una richiesta di vacanza o voglia di vacanza diversificata. Quando fanno le vacanze? Beh, in qualche maniera hanno anche un comportamento, come vedete, diverso, perché da marzo a luglio, in realtà il picco è a giugno, e in agosto viaggiano relativamente poco, eccetto la metà dove sale. Vuol dire, abbiamo un comportamento, diciamo, di stagionalità che non corrisponde con la stagionalità classica, tipica europea. Ma, curiosamente, nel nostro caso, il picco di domanda in Italia si registra di marzo, come vedete qua, ma anche Natale e Capodanno, perché il Natale per loro è un Natale diverso, date diverse, si può dire. Qui è fondamentale capire le loro logiche di vacanze, ma anche di festività. Cosa cercano? Dove dormono? Beh, prevalentemente albergo. Attenzione, questo è molto importante. È un mercato che si è sviluppato, però diciamo che è un mercato che concettualmente usi, costumi, canali di commercializzazione, eccetera, sarebbe esattamente come il nostro, ma 15 anni fa. Pertanto è un mercato che funziona molto per l'albergo, dove, come vedete, quasi il 50% sceglie alberghi upscale o di lusso, ma in qualche maniera è da considerare una cosa che è molto importante, soprattutto quando viaggiano con le famiglie. Abbassano, diciamo, il bisogno
perché viaggiano con i bambini, pertanto utilizzano alberghi di 3 stelle, diciamo, se volete in qualche maniera, molto simile però a quelli che sono, cioè è una richiesta abbastanza simile, d'accordo? Detto ciò, come viaggiano? Ovviamente in aereo l'80%, e andiamo a vedere che cosa fanno in vacanza, quali sono i prodotti, soprattutto diciamo riportato all'Italia. Beh, interessano soprattutto le città d'arte minori e il turismo termale, loro hanno una cultura termale, ok? Pertanto sulle terme Montegrotto eccetera ci sono tanti russi, ma anche tutto quell'aspetto diciamo affari, fiere, mostre eccetera, comincia a funzionare bene il mais, laghi con la componente diciamo upscale o anche lusso è un prodotto che funziona molto bene, interessa la classica cultura e arte, natura eccetera eccetera. Bene, allora cosa succede? Ma in realtà spendono, come dire, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, è l'8º paese diciamo come volume di investimento. Bene, però questo è molto importante, il 51% del budget lo spendono nell'aereo, l'albergo eccetera. Attenzione, non è che spendono ormai tantissimo in destinazione, perché? Perché quando all'inizio, stiamo parlando di forse 10-15 anni fa, sono cominciati ad arrivare i russi, arrivavano quelli facoltosi. Oggi viaggia, non dico la Golf, però la classe media, pertanto si abbassa il livello, diciamo, di spesa. Però l'aspetto anche importante è quello, per loro viaggiare fuori, all'estero, è molto importante, perché ha una logica anche di segno sociale da mostrare, ragione per la quale spendono quasi $1.800 per un singolo viaggio. Come sono i diversi tipi di domanda? Quali target? I professionisti, come vedete qua, i turisti individuali, le famiglie con bambini e anche i giovani e studenti. E come viaggiano? Beh, fondamentalmente, come vedete, il 18% sono single o solos o amici o amiche che viaggiano assieme, ok? Osserviamo che il 15% sono famiglie con bambini, però un 13% sono le coppie senza figli, perché sono già, come dire, con i figli fuori casa. Detto questo, che cosa cercano? Quali sono i parametri che loro cercano? Elemento importante, a loro l'inglese non lo vogliono parlare, ok? Lo più o meno pasticciano, soprattutto quelli che viaggiano, ma per default devi parlarli in russo, ok? Seconda, una offerta upscale piuttosto che, diciamo, non necessariamente di lusso, ma che loro percepiscano come superior, perché per loro è un elemento fondamentale, diciamo, della autosoddisfazione, lo vedremo dopo. Che, come dicevo, si parli il russo, che possano fare dello shopping, ok? Come i cinesi. A questo aggiungiamo, ovviamente, cercano un clima mite e soprattutto ampia varietà di scelta, di tutto. Macchine, affitto macchine, voglio tutto, dalla Panda alla Super Mercedes accessoriata, magari ti prendono la tipo, però vuol dire, loro devono avere, come dire, nella loro mentalità, mentre che noi, diciamo, come dire, siamo discreti, quello che in Torino Piemonte chiamano l'understatement, stiamo lì, loro sono, come? Shot. Vabbè, ok. Devono di far vedere, ok? Forma parte del suo modus operandi, è un elemento fondamentale della loro, diciamo, cultura sociale. Come vedete, le motivazioni, io farei un ragionamento sulle famiglie con bambini, che è quella che può interessare la Sardegna. Quello che cercano è il relax, l'evasione e il fatto di stare con la famiglia. Una delle cose, faccio un esempio, uno dei segmenti
molto importanti per la Liguria e in particolare per Sanremo, sapete qual è? Dei segmenti di clientela importanti. È vero, ma le alberghi di Sanremo, mese di giugno, luglio e agosto, vivono fondamentalmente delle mamme con i bambini, ovvero il marito li porta, li sistema, si fanno 15 giorni, 3 settimane, lui fa avanti e indietro, nel weekend ci torna. Cioè un comportamento che per noi non è normale, loro funzionano così. Perché? Perché cercano il tempo di qualità con la famiglia. Okay? Non possiamo approcciare il mercato russo dalla nostra prospettiva, ma neanche con le nostre logiche. Hanno delle sue logiche specifiche e concrete. Quello che è anche molto importante è un fatto. Allora, oltre il 60% viaggia con il pacchetto, pertanto hanno bisogno del tour operator. Perché questo? Per il visto. Per il visto. Esclusivamente per il visto. Si sono dati dei casi, parlo per esempio del governo spagnolo che anni fa ha detto beh non c'è problema, vogliamo i russi, togliamo i visti, ok? Sono stati i tour operator russi a dire non grazie, che ci fottete il business. Ok, bene, come si informa per scegliere la destinazione? Internet, cioè il 40%. Ma attenzione, è un mercato molto condizionato dalle opinioni delle altre persone. Il 32% ricorre amici e consigli, ma soprattutto, e questo molto importante, è il fatto come è un mercato in evoluzione che sta andando verso l'online. Ok? Bene, cresce anche ovviamente l'utilizzo dello smartphone, come vedete i dati ce li abbiamo qua, ma che cosa succede? Che a prenotare le online ovviamente sono da una parte, diciamo, come vedete qua, gli over 30 e le donne, come potete osservare. Ma che cosa cercano quando vanno a prenotare? Le mappe. Per loro, pensate una cosa, noi in Italia, voi in Sardegna è un po' diverso, i continentali, farti mezz'ora di macchina per andare all'aeroporto ci sembra una barbarità. Okay? Per loro no, pertanto che cosa, con gli spazi che loro hanno, la prima cosa che vanno a guardare è la mappa per vedere dove sei. Seconda cosa importante, il tipo di trasporto, come muoversi, e tutti diciamo gli elementi che in qualche maniera aiutano a farsi una idea molto più chiara, partendo dalla premessa, come vi dicevo, che non parlano delle lingue. Le arrivi nel caso concreto qua, ma le tipologie di vacanza che fanno sul mercato italiano, le regioni più visitate, beh, noi siamo nel posto number 10, ok? Le mete preferite che vedete qua, come vi dicevo, le località termali, le città d'arte, ma soprattutto il mare, un mare diverso dal nostro. Brutto, sì, però soprattutto perché è per una tipologia di cliente, il ricco, come dirti, il riccone russo, che può arrivare in Sardegna, noi in Italia l'abbiamo perso, sta andando dalle altre parti, ma anche in Spagna, sta andando prevalentemente in Turchia, Thailandia, eccetera, eccetera. Quando spendono lo vedete qua, ma soprattutto volevo andare a raccontarvi il fatto che è un mercato che diciamo è stato stabile, ma soprattutto ha ripreso già e riprende in modo importante. Nel nostro caso i turisti che abbiamo, come vedete, abbiamo però dei collegamenti, sono tutti stagionali ovviamente, ma non abbiamo un ragionamento, come vi dicevo, un mercato organizzato, un mercato dove diciamo sono stati venduti, come vedete qua, questi dati, e come osservate qui abbiamo diciamo l'attività di vendita non diretta dal tour operator se non attraverso le agenzie di viaggio. Costo medio della vacanza o di pacchetto oltre 3.000 euro
e come vedete questi sono i principali tour operator che operano nel mercato italiano. Qui manca Natalie Tours, che era il Thomas Cook della situazione, ma che 2 anni fa è andato saltato, ok? Però diciamo c'è anche un elemento molto importante, questi sono i grossi, ma attenzione, è un mercato molto frammentato dove abbiamo più di 300 operatori, prevalentemente agenti di viaggi o molto, diciamo, molto introdotti localmente o specializzate in prodotto. Qui abbiamo il più noto e importante è Pack Group, ma come dicevo è un mercato dove l'online è importante come ricerca di informazione ma non di prenotazione, dove abbiamo anche un fatto, TripAdvisor non c'è, loro hanno il suo, hanno il One Way Trip, Booking non c'è, c'è ma è poco utilizzato, Avia Sales eccetera eccetera. Le compagnie aeree, come vi dicevo, sono le classiche, l'Aeroflot, Russaia, Poveda, Aurora, Sivir, che lavora prevalentemente dall'ambito della Siberia. Ce l'abbiamo, no? Abbiamo il collegamento con S7, ce l'abbiamo, no? Qua? Sì. Bene, e come faccio per catturare l'interesse? Queste sono le mie raccomandazioni con i tanti anni che ho dovuto andare a negoziare con i tour operator. Che cosa facevo? Questo è gratis, ragazzi, ok? Uno, ci sono 2 classi di russi, ve l'abbiamo detto, quelli di Mosca e quelli di, diciamo, del resto della Russia. Allora, a prima vista sembrano freddi, è vero, sono ieratici, bevono, ragazzi, bevono tanto. No? Io l'unica ubriacatura nella mia vita me la sono preso là con il vodka, ok? Però dobbiamo partire da una premessa, se devo negoziare mi tocca bere. No, ma anche, non è che a pranzo o a cena, nelle riunioni. Cioè tu tiri via il mirto? L'aspetto importante è lo shopping, a loro devi farle raccontare che il suo cliente può fare shopping sulla destinazione. C'è anche un elemento molto importante, qui il telefono, ti mando le mail, non funziona, face to face, ti vogliono vedere, ok? Anche un altro elemento molto importante, questo è fondamentale, le scelte le prende il big boss, ok? Una delle mie esperienze con la defunta Natalie Tours, sono stato 5 ore negoziando con 6 o 7 che c'erano lì davanti, ok? Alla fine non si quagliava, e dico, ragazzi, alla fine dobbiamo parlare con il big boss, abbiamo aspettato, è arrivato, e il big boss era un armadio, ok? È dovuto reiniziare, abbiamo fatto l'accordo, però lì alla fine decide l'ultimo, è gerarchico, ok? A questo aggiungiamo il fatto che loro in realtà, a differenza, non dico di noi, loro hanno una visione a breve, non puoi ragionare a lungo con loro. Per loro è una stagione al massimo 2, non ti complicare più la vita, perché non hanno una prospettiva importante di affari. Questo è molto importante, loro, come dire, sono il Putin della situazione, ti la devono far vedere che ce l'hanno dura, ok? È molto importante, e non offenderti, loro devono dimostrarti che sono più fighi di te, sono così, ok? L'altro elemento importante, le riunioni devono essere concrete, non si perde il tempo, a differenza dei cinesi che ti complichi la vita. Questi, una volta sei arrivato, pim pam pum, basta. Altro elemento importante, non parlano inglese, seppur lo parlano, ok? Fanno finta di non parlarlo perché così la allungano e fanno il classico gioco di, diciamo di tenerti sulle spine. Molto importante il fatto che non c'è un linguaggio del corpo, sono freddi, ok? E questo è molto importante, è una gente diciamo che ci mette molto a risponderti quando negozi, parli con loro, perché loro, cioè tu devi rispettare e organizzare i suoi silenzi. E anche molto importante, il modo di vestire deve riflettere chi sei.
Per loro è ancora, quello che era un tempo per noi, una immagine chiara, nel senso che se io sono il big boss devo andare per definizione con le cravatte di Hermes o chi cavolo sia. La maniera di vestire per loro è fondamentale. Bene, perdo l'aereo. Ciao ragazzi.